Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra partecipazione. Devo dire che anch'io sono un po' emozionato nonostante abbia fatto tante presentazioni nella mia vita, ma questa presentazione arriva dopo appunto 2 anni che sono stati davvero duri per tutte le attività. Adesso lascio la parola alla professoressa che ci parlerà appunto del libro Anna nel Paese dell'Anima. Grazie Vincenzo e grazie a voi presenti per la vostra partecipazione, ma grazie innanzitutto ad Agostina che io ho avuto il piacere di conoscere da poco, quest'estate, quasi in maniera fortuita, chiedendomi, e quindi ho avuto l'opportunità di leggere il suo libro in anteprima, infatti conservo ancora la versione non pubblicata, chiedendomi così di buttar giù qualche riflessione, qualche commento da mettere poi come prefazione. È stata una lettura molto piacevole, interessante e stimolante, quindi davvero chi di voi oggi sceglierà di prendere il libro non se ne pentirà. Io condivido con voi alcune riflessioni che ho fatto leggendo il libro e che poi ho messo per iscritto. La prima sensazione è stata quella di fare, leggendo questo racconto, quest'opera, un viaggio che mi è sembrata una lunga passeggiata nel tempo, nello spazio, nello spirito. Sì, perché c'è un viaggio temporale, perché si torna indietro di 50-70 anni, visto che la storia è ambientata negli anni 50 e arriva poi fino ai primi anni 2000. Quindi un ritorno al passato non così remoto, 50-70 anni fa, però sicuramente importante e radicale dal punto di vista socioculturale, perché da allora tante cose sono cambiate. E Agostina, il fatto che lei queste cose le registri, le conservi in questo libro, permette a tutti noi di riappropriarci anche della nostra identità e di mantenere saldo questo legame che diversamente davvero nella frenesia quotidiana rischiamo di perdere. Un viaggio nel tempo, quindi nello spazio, e lo spazio è la Nusei, ma lo lastra tutta, perché leggendolo riconosciamo dei luoghi, alcuni non ci sono più, però riconosciamo usi, costumi, abitudini che anche quelli probabilmente non tutti si sono mantenuti. Ma è anche un viaggio nello spirito, nell'animo della protagonista che diceva Vincenzo è Anna, una bambina, quindi seguiamo il suo percorso di vita, di crescita. Anna bambina che poi incontriamo, diventa donna, mamma, madre e cresce dal punto di vista personale, umano, cresce, lotta, perché c'è tutto in queste pagine davvero sfogliamo non solo una comunità, una collettività, ma proprio un animo umano e un vissuto che combatte, che lotta, che vive emozioni, che passa attraverso sofferenze, gratificazioni, coraggio. C'è davvero tanto in queste pagine. E questo davvero è un'occasione, io l'ho vista proprio come un'occasione per riflettere. E Anna la conosciamo come una bambina già da piccola, una bambina intraprendente, poco ligia al rispetto delle regole imposte, una bambina che poi da donna combatte, che invade ambiti fino ad allora maschili e maschilisti, e lei osa, quindi la vediamo anche che per esempio va a lavorare in un rifornitore di benzina, cosa che forse ancora oggi ci sorprende vedere una donna, però è abbastanza comune. Allora sicuramente negli anni in cui l'autrice ambienta il racconto era quasi scandaloso. E questo è uno dei tanti, adesso io ovviamente ve ne cito qualcuno ma non vi tolgo il piacere della scoperta. Questo è uno dei tanti azzardi che Anna fa.
sempre con consapevolezza, con determinazione, con sicurezza. Questo è quello che lei mostra, anche se leggendo lei ci permette di entrare nell'animo della protagonista, e quindi vediamo non solo quell'aspetto esteriore, ma proprio le battaglie e le sofferenze che deve affrontare, quindi che anche le scelte che fa, scelte importanti, diventa quasi una pioniera di emancipazione. Non sono senza sofferenza, sono scelte combattute, non alla leggera, non fatte a cuor leggero, perché deve scontrarsi spesso con la famiglia, con le convenzioni sociali, con si deve fare così, con le regole imposte, che era difficile, sicuramente lo è oggi, ma allora era, ecco, come dicevo prima, quasi uno scandalo osare trasgredirle. E un'altra cosa, poi non mi dilungo per non togliere tempo anche a Vincenzo che ci potrà regalare i commenti dell'autrice in diretta. Un'altra cosa che vi volevo sottolineare per invogliarvi a leggere il libro è proprio l'importanza dei libri. Sì, perché perché Anna, ecco, questo perché vedete questo lapsus Anna Agostina, questo ce lo svelerà l'autrice, ma Anna e Agostina no, non è la stessa persona, però sicuramente c'è tanto di lei come c'è tanto di noi e di una comunità intera. Anna si mostra come, che cos'è che l'ha salvata? I libri, questo lo sottolinea a più riprese. I libri sono stati la sua ancora di salvezza. I libri quindi che cosa? La cultura, come sottolineava il nostro assessore, è dura, quello è dura anche oggi da far passare questo messaggio, e da insegnante vi assicuro che ci scontriamo tutti i giorni con l'importanza di far capire, far passare il messaggio che è la cultura quella che ci salva, che attraverso la cultura, iniziando dalla lettura, che ciascuno di noi può realizzarsi. E Anna questo lo aveva capito, quindi racconta di questa soffitta, veramente suggestivo il modo in cui descrive questa soffitta in cui lei si ritira e per tuffarsi quindi vedete questo contrasto, si ritira in un ambiente chiuso che sembra isolato e in realtà poi le permette questo suo ritirarsi di tuffarsi e di aprirsi ad un mondo nuovo e enorme, il mondo tutto, il mondo della lettura, perché Anna racconta di leggere tantissimo, romanzi, e tutto questo le apre la mente, apre i suoi orizzonti e la proietta e la fa già diventare cittadina, oggi diremo europea, ma lo era già da allora probabilmente. Ecco, questo mi ha colpito molto, questa consapevolezza, l'importanza della lettura, l'importanza della cultura, l'importanza dello studio come ancora di salvezza, come percorso di autorealizzazione, come un modo per vivere a testa alta, come Anna ha fatto e ha raccontato nelle pagine di questo libro. Ecco, adesso non voglio svelarvi troppo e cedo la parola di nuovo a Vincenzo che attraverso anche delle domande potrà proiettarci un po' più in diretta sul libro attraverso le risposte di Agostina. Grazie. Grazie Maria Franca. Io prima di fare le domande a Agostina devo dire due parole sul libro, perché questo sì è un libro di emancipazione, ma anche un libro di dolore, se vogliamo, i classici dolori che può provare magari un adolescente e che non è facile superare, perché se noi un po' pensiamo a quando noi eravamo adolescenti e proviamo a ricordare quanto era importante il giudizio degli altri, possiamo immaginare i sentimenti di questa bambina. Anna, come ha detto Maria Franca, si chiude in una soffitta perché
semplicemente il mondo che ha attorno per tanti motivi non gli piace. Ci sono troppi confronti, molto spesso la stessa Agostina si trova in situazioni imbarazzanti, anche dovute al fatto di una mentalità che alla Musei, come in tutti i paesi della Sardegna, ma possiamo dire del mondo, una società fortemente classista, dove la bambina appunto veniva tagliata fuori, per esempio, dai giochi, perché lei era figlia di una famiglia un po' più povera. Veniva per esempio tagliata fuori dall'organizzazione di alcune manifestazioni teatrali, perché? Semplicemente perché lei era più povera, la sua famiglia, e non poteva permettersi per esempio i vestiti che si potevano permettere invece le famiglie delle persone altolocate. E qui nasce la sofferenza di Anna. Ed è questo principalmente il motivo perché lei si rifugia nei libri, perché i libri non la tradiscono mai. Il libro è sempre lì che la rispetta, che non la guarda per come si veste o a quale categoria sociale appartiene. Il libro la rispetta sempre. Però cosa succede? Succede un ulteriore meccanismo che porta a un altro po' di sofferenza alla bambina, perché lei a un certo punto in questa soffitta si isola e non riesce più a trovare il contatto con le altre persone, perché lei magari apprende dagli scritti di una società più avanzata e quindi lei non riesce più a capire perché viene isolata, non riesce più a capire perché deve andare col figlio di quella famiglia rispetto al figlio di quell'altra. Non capisce perché una ragazza non possa fare determinate cose che semplicemente fa un uomo. Cioè lei, è vero, sì, nel libro si emancipa, ovvero va avanti mentalmente rispetto ad altre persone, ma allo stesso tempo si isola. E lei si trova dunque a dover patire del dolore che comunque voi vedrete che riuscirà a superare. Sì, ci sono tanta descrizione della sua buona volontà al lavoro, ma secondo me il filo conduttore che salva Anna è l'amore. L'amore appunto che proverà verso le persone che la amano e l'amore che troverà lungo la strada quando finalmente troverà una persona simile a lei. Ma questo non conclude il romanzo, perché insieme ad Anna dovrà emanciparsi anche il paese in cui vive. E qui ci saranno le lotte fatte dal paese. Prima il signor sindaco stava parlando della lotta per la Musei, della lotta per l'ospedale, ma qui alla Musei c'è stata una grande lotta per mantenere per esempio delle strutture che anche l'IRCC aveva visto perdere. Per esempio c'è la descrizione minuziosa dello sciopero per il catasto, che noi diciamo adesso, ma cosa vuoi che sia? Il catasto, prendi la macchina dalla Musei, un'oretta arrivi. Prima non era così. Innanzitutto molti andavano in pullman per la vecchia strada di Correlboi e molti non si potevano neanche non potevano neanche prendere il pullman per via del biglietto. Quindi immaginate quanto sia costato per un paese come la Musei perdere il catasto. E qui noi vedremo le trasformazioni del paese, vedremo anche le trasformazioni della società attraverso i diversi comportamenti delle persone vicine ad Anna, per esempio anche le sue figlie, se vogliamo, che avranno la possibilità di non avere più quelle catene che invece dovevano sopportare magari le ragazze cresciute negli anni 50, 60.
perché non bisogna mai dimenticare che la Sardegna è un paese, un territorio mediterraneo, e come tutti i territori mediterranei c'è sempre un forte senso dell'onore e c'è una paura quasi cieca che questo onore si perda. Un onore che molto spesso ha delle regole anche astruse che noi non comprendiamo, e vediamo appunto nel comportamento delle figlie e delle nipoti che queste regole sono state superate e che la donna appunto riesce oggi a vivere delle situazioni senza avere l'incubo di essere guardata, spiata o giudicata. Certo, succede anche adesso. Noi continuiamo a essere un paese mediterraneo, però secondo me abbiamo imboccato la strada giusta. E il libro della signora Agostina è importante perché indica una strada che non è facile leggere appunto tra i piccoli paesi montuosi della Sardegna. Adesso passo le domande a signora Agostina e quando finiremo potrete chiedere quello che desiderate anche voi. Grazie. Allora, signora Agostina, quanto c'è di personale nel suo romanzo? C'è qualcosa, ma c'è molto di fantasia, c'è qualcosa di reale, ma più che altro fantasia, opera di fantasia. Quindi certo, come tutti appunto i romanzi, signora Agostina usa qualcosa del suo vissuto, però usa anche l'immaginazione, tanto che c'è anche scritto all'inizio del libro. Ma se qualcuno per esempio dovesse chiederle qual è il messaggio principale che ha voluto trasmettere col suo libro? Allora, il rispetto e pretendere rispetto e considerazione da tutti e per tutti. In primo luogo il rispetto per la donna. Signora Agostina, adesso le domando una cosa che, insomma, siccome anche io ogni tanto mi diletto nella scrittura, e diciamo che il libro è anche il luogo per togliersi, diciamo, qualche soddisfazione. Lei si è tolta qualche sassolino dalla scarpa? Per esempio un piccolo rancore che aveva verso qualcuno? Sono cosciente di essere circondata d'affetto e mi sento di escluderlo categoricamente. Non ho nessun sassolino. Adesso passiamo a una lettura della professoressa Maria Franca, così diamo un'idea ulteriore della scrittura e degli argomenti trattati. Me ne sono annotata alcuna, guardate, me la prendo dalla bozza che mi aveva colpito molto, proprio perché allora abbiamo sottolineato dell'importanza dei contenuti, però vi assicuro che anche la scrittura che usa Agostina è chiara, delicata, dettagliata, è piacevole, con metafore, è molto bella, cioè proprio nella scelta dei termini. Ve ne leggo, guardate, un breve passaggio, quando racconta di Anna che era andata a raccogliere i piselli, a fare la raccolta dei piselli, quindi aveva lasciato la sua famiglia ed era partita a raccogliere i piselli e alloggiava lì in una casa che Agostina così descrive. A un angolo del camino una grossa pentola d'alluminio segnata da lacrime nere di fuliggine. Vedete, anche la pentola ha le lacrime, mi ha proprio colpito, e sono lacrime nere, intersecate da bozzi profondi che ne denunciavano la vetustà. Fungeva da supporto insieme ad una consunta scopa appoggiata al muro dei fornelli e a un'enorme e spessa ragnatela. Oltre il camino una spessa finestra,
dai cui vetri appannati dalla polvere si intravedevano i campi e i monti lontani. Ecco questo passaggio. Grazie. Poi naturalmente questo è uno dei passaggi, poi ne vedremo anche degli altri, così intervalliamo le domande alla lettura. Allora, una cosa che mi sono chiesto dopo che ho letto il suo libro, perché lei non ha mai pubblicato nella sua vita? Questo è il primo libro che pubblica, però immagino che abbia scritto dell'altro, insomma, vedo la passione. Allora, il piacere della scrittura mi bastava, quindi non ho mai pensato di pubblicare, bastava a me stesso. Questa voglia di scrivere, di mettere qualcosa sulla carta, per me era abbastanza. Ho capito. Non ne sentivo il bisogno di pubblicare. Ho capito, perché le spiego, a volte tanti scrittori, compreso me, soprattutto quando arriva il libro è concluso, cominciamo a entrare in una fase di loop. E cominciamo a correggere quella virgola, anche se non c'era bisogno, continuiamo a fare piccole cose, lavori, e la pubblicazione è la fine di tutto. Finalmente dopo che lo pubblichi non puoi più toccarlo e puoi cominciare a fare un altro lavoro. Per questo dico, la pubblicazione è importante da questo punto di vista. Evidentemente lei riusciva anche a dire basta nei momenti. No, io veramente dopo una pagina, dopo aver scritto qualcosa che magari mi aveva colpito, oppure dopo aver esternato un certo stato d'animo, che chiaramente è Anna, con le azioni di Anna, allora mettevo tutto quanto, man mano che andavo avanti, lo conservavo in un cassetto e rincominciavo con un'altra pagina, un'altra cosa. Per me erano come dei piccoli gioielli che conservavo, li mettevo nel cassetto e poi potevo anche dimenticarli, ma quello che mi spingeva era rincominciare con un altro, in un'altra occasione, in un altro modo per esprimere me stessa. Ecco. Tra l'altro appunto il messaggio della nostra casa editrice proprio dalla presentazione che comincia così, vuol dire avete un libro nel cassetto? Io sì. Lei sì ce l'aveva. E che libro, se mi permetto? Sì. Allora, un'altra domanda che le voglio porre appunto, quando ha scritto questo libro ci sono delle parti che le sono costate? Cioè, per esempio, in alcune parti ha avuto paura di offendere qualcuno, qualche compaesano, qualche parente? No, lontano da me questa intenzione, no. Se qualcuno si dovesse sentire offeso, ecco, colgo l'occasione per scusarmi, per dire che mi dispiacerebbe molto, perché nessuna intenzione di offendere, mai. Cioè, quindi magari se è successo possiamo dire che è accaduto involontariamente. Perfetto. Sì, perché appunto Agostina per un periodo ha lavorato in un rifornitore. Quanti anni aveva? Allora avevo 16-17 anni, 16 anni. Non si può immaginare lo sconcerto per vedere una ragazza in quel periodo che lavorava in distributore, ma c'è proprio lo sconcerto. Ma per poco. Prego. E queste erano state le prime reazioni. Quando la madre di Franco ne parlò alla madre di Anna, in casa vi fu un gran fermento. Vai, le dissero i fratelli e le sorelle, è un lavoro nuovo, in città le donne lo fanno da tempo, perché noi dobbiamo essere sempre così arretrati? Francesca, la mamma, perplessa, espresse i propri dubbi. È una vergogna, è un lavoro da uomini. Il padre, che per la giovane aveva una grande considerazione, contrariamente le proferì: prova. Se ti trovi bene continui, altrimenti lasci. Fu così che Anna provò a vendere benzina e poi vedrete come andò. Molto. Ritornando indietro, che ne so, a 2 mesi fa, 3 mesi fa,
c'è qualcosa che avrebbe voluto inserire nel romanzo e invece non ha scritto? Magari appunto per paura o di offendere qualcuno o per qualsiasi altra ragione? No, avrei voluto non averlo chiuso a 50 anni, perché avrei continuato nel descrivere il piacere di ricevere, di ricevere l'amore dei nipoti, cosa significa sentire l'amore profondo, è quello che una nonna può dare e quello che una nonna può ricevere. Ecco, questo l'ho chiuso prima e non ho potuto dirlo, avrei voluto dirlo perché i miei nipoti sono la luce del mio vero. Appunto, parlando di questo, appunto lei avrà preso coscienza del fatto che questo libro forse, e speriamo che vada oltre la sua ambiente familiare, però forse potrà essere letto dai suoi avi tra 200 anni, magari in forme che oggi neanche immaginiamo, occhiali speciali, però questo romanzo potrebbe essere letto negli anni della sua famiglia. E lei ha lasciato questo che resterà appunto anche nei secoli se è trattato bene, come tanti libri, con qualcosa di un familiare è raro e sarebbe bello. Pure, per esempio, avere un libro scritto da mio nonno sarebbe una cosa bellissima. Allora io sarei felicissima veramente, perché non lo so, penso che queste persone che ancora dovrebbero arrivare oppure sono ancora troppo giovani per capire, ecco, sono contenta perché potranno guardare la mia anima con gli occhi di Anna. Una bella cosa, no? Felicissima di questo. Potranno conoscere anche la storia del loro paese, perché guardi signora, nel libro ovviamente è palpabile, si sente l'amore che lei ha ovviamente verso sua madre, ma in particolare soprattutto nell'età adolescenza, infanzia, verso suo padre. Se suo padre avesse avuto la possibilità di leggere questo libro, cosa le avrebbe detto secondo lei? Le avrebbe dato un consiglio? L'avrebbe sgridata? Mio padre aveva la passione per la lettura, se n'è andato che aveva 92 anni e aveva ancora i suoi libricini sul comodino, quindi mi sarebbe piaciuto sapere insomma, cosa pensava dei miei scritti, certo, poteva pensare dei miei scritti. Una cosa sicuramente importante. Sì, Agostina nel suo libro ci sottolinea le differenze di classe, quanto fossero pesanti allora, chi apparteneva ad un certo ceto sociale, chi apparteneva ad un altro, e lo rimarca molto, e questo spesso diventava un ostacolo se non un'esclusione anche nelle amicizie, e racconta attraverso gli occhi di Anna questa amicizia. Anna aveva una cara amica, Luisa, che apparteneva, Anna era di ceto umile, invece Luisa apparteneva ad una famiglia benestante, e un giorno infatti Luisa le disse che la loro amicizia non poteva continuare e le disse, vi leggo questo pezzo. Luisa, con grande imbarazzo e pena, l'aveva messa al corrente che sua madre era contenta della loro amicizia, purché si incontrassero nel giardino o all'interno della casa nella sua cameretta, altrimenti ne avrebbe sofferto il prestigio della famiglia. Vedendo che l'amica si affliggeva oltremodo per l'imposizione della madre, pur sentendosi morire dentro, aveva cercato di consolarla. Anna: non prendertela, potremo comunque vederci a scuola domani. Salutandola, aveva volto lo sguardo intorno e aveva avuto l'impressione che anche gli alti alberi ornamentali e i cespugli delle rose la respingessero. In cuor suo sapeva che non vi sarebbe più tornata. Le regole imponevano la loro separazione. Quindi, evitando di guardare l'amica per non lasciarsi andare ad un improvviso confronto anche degli abiti che indossavano, di corsa era tornata a casa. Grazie a Maria Franca. Quando ha scritto il romanzo,
Si è confrontata con qualcuno, ha chiesto dei pareri, l'ha fatto leggere più volte, oppure ha preso lei la decisione di scrivere? Ho fatto tutto da sola, usufruendo della costante lettura di qualsiasi opera letteraria o cronaca o di cronaca. Quindi diciamo che i suoi consiglieri sono stati, diciamo, i suoi scrittori preferiti, se vogliamo. Sì, è così. Quello accade spesso, non sempre. Allora, ovviamente qui in ogni romanzo ci sono delle parti che appunto sono immaginate, ma altre appunto che fanno parte della vita reale. Qual è la parte della vita di Anna, della sua vita, che ha scritto nel romanzo, che le procura più felicità e ricordo, e qual è la parte che le procura più dolore? Quella che mi procura più felicità è la fiducia costante dei miei figli, la disponibilità dei miei figli nel seguire i miei consigli, non so come spiegarlo, però da sempre mi sono sempre stati vicini e mi hanno sempre dato retta, hanno seguito i consigli e questo non sempre accade, ecco, in molte famiglie questo non accade. Io sono stata fortunata, i miei figli hanno seguito davvero i miei consigli e questo mi rende felice, mi rende soddisfatta e penso che sia così per ogni madre se si hanno dei figli così come i miei. Si ha anche la fortuna di avere una madre come lei, perché purtroppo sappiamo anche dalla cronaca, dalle nostre conoscenze, che non tutte le madri sono dispensatrici di buoni consigli, anzi purtroppo capita. Invece se c'è qualcosa che un po' mi angustia è il fatto che durante la mia vita ho escluso troppe regole antiche, ho condannato, ho escluso veramente a priori consigli di mia suocera, di mia nonna, che mi sembravano assurdi, appunto confrontati con quello che leggevo sui libri, mi sembravano delle cose non giuste, ecco, e con quello, giudicando in quel modo, ho perso anche tutta la bellezza delle regole che loro cercavano di trasmettere. Le vedevo come cose troppo severe e invece c'era tanto amore, perché tendevano ad indirizzarci verso qualcosa che credevano assolutamente indispensabile, utile. Ecco questo. Certo, loro lo dicevano appunto con amore per il suo bene, però appunto lo scontro generazionale non c'è solo oggi, c'è sempre stato. Sì, ma io proprio l'ho fatto in un modo, come posso dire, forse qualche volta anche cruento, qualche volta proprio. Adesso appunto le farò una domanda particolare. Se lei avesse seguito quelle regole, proprio passo passo, come sarebbe stata la sua vita secondo lei? No, non potevo vivere una vita in quel modo, no, assolutamente. Però, ripeto, ho escluso tutto quanto. Non sono riuscita a... Non che non sia riuscita a prendere le cose buone, assolutamente. Sì, le ho prese comunque, però non le vedevo così e mi rimane questo, non lo so, questo rammarico, anche qualche volta
non dico di aver odiato, ma per un po' dicevo, ma perché? Se sono, specialmente sui consigli per quanto riguardava le differenze fra uomo e donna, dicevo, ma perché se sono così pesanti, se sono così ingiusti, perché non si ribellano? Perché continuano ad insegnare, a seguire queste cose senza, ecco, non mi sono fermata abbastanza per capirle queste persone, ecco, perché per amarle, per quello che era la loro intenzione, al di fuori del significato delle regole. Certo. E adesso le faccio l'ultima domanda. Secondo lei, grazie a questo romanzo, i suoi nipoti, le sue figlie, insomma, tutte le persone che la conoscono, si troveranno di fronte a una diversa Agustina, oppure avranno una conferma di quello che già sapevano, oppure ci sono delle parti che le sorprenderanno? Questo bisogna chiedere. sì, questo, però non lo so, penso che mi vogliano bene, quindi come non si potrebbe del resto. Quando Anna era andata a lavorare nell'ufficio di un notaio, Emilia, la domestica, si affacciò in cima alle scale interne della casa del principale di Anna, situata nell'anticamera adibita a sala d'aspetto adiacente allo studio, e proprio sotto la tromba di esse troneggiava una rossa stufa di maiolica a poca distanza dalla zona di lavoro della datilografa. La donna guardò giù e tra le sbarre lucenti della ringhiera di nickel osservò la ragazza che al di sotto, seduta di fronte al tavolino che reggeva la macchina da scrivere, metteva a posto alcuni fogli datilo scritti. Anna piegava il busto esile con lieve slancio verso destra, indossava una leggera blusa rosa pallido su una stretta gonna blu cobalto, i capelli chiari, quasi biondi lucenti e ordinati, raccolti in una crocchia sulla sommità del capo, fermati da una grossa spilla di plastica color avorio. Ecco, questo per vedere proprio le descrizioni che fa dettagliate anche dell'abbigliamento, del modo di portare i capelli. Ecco, è un accenno di come è una scrittura dettagliata, accurata anche nei particolari. Volevo fare una domanda, ma la casa rappresentata in copertina è la casa di Anna o di Agostina? di entrambe. Perché per chi non lo sapesse, è, oltre che scrittrice è anche pittrice. Tra l'altro dovete sapere un particolare di quella casa. Anna, la bambina che l'abitava, è caduta tantissime volte dalle scale. Ieri c'è venuta a dirmi questa cosa: Vincenzo, quante volte sono cadute da quelle scale? È un'informazione per chi non lo sapesse. Agostina scrive molto bene anche in dialetto e io la seguo su Facebook perché scrive parte della sua vita, che fu del presente anche, e scrive in dialetto, che io non riesco a capire come faccia a scrivere in dialetto, perché scrive benissimo, racconti molto interessanti, molto seguiti da tanti, ed è una sorpresa continua, Agostina. Infatti di questa cosa abbiamo già parlato con Agostina e sarebbe quasi già pronto un libro scritto in sardo, sì. Però bisogna raccogliere tanti racconti sparsi per lettere, come si dice. Volevo sapere da Agostina quali sono le sue letture preferite, visto che prima parlavano di letture, o Anna o Agostina, insomma. Allora, io non è che ho molti scrittori, cioè non è che ne preferisco,
A me piace leggere di tutto, di tutto. Io se cammino per strada e vedo un pezzo di carta stampato per terra, non posso fare a meno di leggerlo. Mi viene spontaneo. E per me è così. Certamente tutti i grandi scrittori di ogni tempo, quelli che abbiamo comunque conosciuto nelle aule scolastiche, tutti quelli i più importanti, certamente. Mi piacciono moltissimo i racconti, le storie di Grazia Deledda, è normale, sono sarda e forse, non lo so, è una cosa anche spontanea, ma anche molti altri. Io devo dire che quando ero una ragazzina, la mia maestra, che si chiamava, non so, molti l'avranno conosciuta, si chiamava Zeila Meloni, e la signora aveva una figlia, anche lei maestra, Giuliana Meloni, e un giorno passando lì vicino a casa, ha visto uno dei nostri gattini, se n'è innamorata e ha preso il gattino, lo ha voluto per sé e ha voluto ripagarlo, e lo ha ripagato la maestra, lo ha ripagato con un abbonamento alla biblioteca, e io potevo andare a prendere i libri e, grazie alla maestra, leggerli e riportarli, ed erano tanti. A me piaceva leggere, io non facevo grandi differenze. Poi anche altri scrittori, certamente quelli più moderni, a me è qualcosa che mi attira, devo leggere e ultimamente anche scrivere, e come ha detto la mia amica che prima ha detto il fatto che scrivo in sardo, mi piace molto scrivere anche in sardo, però in sardo io scrivo le storie, quelle di mia nonna, mi vengono più spontanee scritte in sardo. Grazie. Allora, io volevo chiedere ad Agostina, l'anima di Agostina che parla attraverso Anna, che cosa vede negli adolescenti di oggi che Anna aveva o che Anna non aveva? Voglio dire, Anna ha vissuto con tenacia il suo periodo adolescenziale, con perseveranza, con amore, ed è riuscita ad andare e a raggiungere grandi risultati. Anna Agostina vede nei ragazzi di oggi questa stessa tenacia, questa stessa forza, oppure gli manca qualcosa, contestualizzando rispetto anche al periodo che stiamo vivendo, che stava vivendo Anna. Grazie. Allora, io non è che posso dire molto sugli adolescenti di oggi. I miei nipoti sono dei bravi ragazzi, vanno a scuola e chiaramente hanno un modo diverso. La vita è talmente cambiata che non è che si possono fare dei confronti così in maniera semplice. Il fatto che tutto quanto per loro sia immediato, che basti una piccola occhiata, un movimento con la mano e hanno già una risposta, una comunicazione con un amico, oppure anche con altre cose che a volte sono anche pericolose. Prima queste cose neanche si potevano immaginare. Adesso
non lo so, basta, ripeto, un movimento, devi dire qualcosa alla nonna, scrivi 2 cosettine sul telefonino e il messaggio arriva. Prima era diverso, io per andare da mia nonna dovevo partire dal cucuzzolo verso il nido di sopra e ci impiegavo 3 ore. Nel frattempo, appunto, 3 ore per modo di dire, perché magari mi fermavo a parlare con un amico, mi vedevo una scenetta che mi interessava e stavo a guardare. È diversa la vita adesso. Posso dire una cosa? Sì, assolutamente. Allora, volevo dire che prima di questo pomeriggio non avrei mai pensato di dover fare una presentazione ed ero un po' preoccupata, però poi mi sono resa conto che chi ho di fronte è tutta la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni, i miei compaesani, tutta gente che mi conosce, e quindi è come se io mi sento così, come se io fossi seduta lì con voi, oppure che siate voi qui sul palco con me. Volevo dirvi grazie per l'onore che mi avete fatto nel venire a farmi compagnia e niente, buona lettura.